Ho visto, purtroppo ho perso la vostra relazione, la tua relazione a nome di tutti, la tua relazione di che percorre un po' il vostro cammino, diciamo, come segretario coordinatore. Io mi ricordo, ero un po' preoccupato quando il signore Ivano Parola, che lo reputo un signore sindacalista, lasciava la carica di Veneto Banca come coordinatore della FAN. Ero un po' preoccupato e lo stesso Ivano mi disse: non ti preoccupare, la scelta fatta dall'organizzazione è una scelta consapevole, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che io l'ultima volta avevo definito la vera Fabi, quella che conosco io da 30 anni, cioè persone che si dedicano al servizio dei colleghi per ottenere il bene dei colleghi, il bene delle aziende, perché io penso che se c'è la condivisione e forse l'aspettativa dell'etica, io sono d'accordo con Stefano su tante cose. L'etica è vero, no? Non è sicuramente circoscritta a un qualcosa, ma sicuramente è etica, cioè il valore etico è quello di considerare le persone come i dipendenti come persone, non come dipendenti, cioè avere una condivisione tra di noi, tra azienda e dipendente, che possa portare al bene comune. Ci sono un paio di cose nella relazione che sicuramente mi hanno fatto, cioè, ripeto, quello che dicevo, la rassicurazione che mi aveva dato Ivano, insomma ce l'ho. Noi abbiamo incominciato il percorso insieme nel 2010, quando noi siamo entrati per la prima volta in Caripac, nell'ex Caripac, e ho visto un gruppo dirigente che è veramente unito, il cui motto, la partecipazione, la condivisione e il rinnovamento, lo si vede tutti i giorni, è una condivisione degli obiettivi, che ripeto sono quelli di prima, sicuramente con tante difficoltà, perché delle volte la controparte non ce l'abbiamo in controparte, forse la possiamo chiamare a fianco parte, perché delle volte, siccome ho vissuto anche delle trattative insieme agli amici della FIBA CISL su Montebelluna, ho visto che non tutti condividiamo le stesse cose in maniera per il bene dei lavoratori. C'è una cosa nella relazione che sicuramente c'è un dubbio che ti sei posto a nome di tutti, potevamo chiamare qualcuno all'esterno per fare qualcosa di diverso. E in questa relazione dice: noi membri della segreteria abbiamo cercato di cogliere i suggerimenti e le proposte, forse se ci fossimo rivolti a professionisti o costosi consulenti il risultato sarebbe stato migliore. Io penso di no. Io penso che la forma di fare sindacato, il sindacato, è proprio l'impegno che tutti noi mettiamo nel lavoro quotidiano per trovare delle soluzioni. E io vedo da parte vostra un impegno costante, non c'è orario per cui non siete trovabili, non siete assenti, soprattutto quando si tratta del bene dei colleghi, e quindi io penso che non si può fare meglio di così. E condivido quello che diceva il collega sull'attività informatica, sull'attività, io poi sapete benissimo che questo sono proprio completamente negato, e quindi vi ammiro poi sul modo anche di gestire i programmi che avevo io e voi siete riusciti a gestirli in maniera capillare. E penso che la federazione forse potrebbe trasferire proprio questo modo di operare, soprattutto nella parte informatica, sul messaggio che riuscite a dare ai colleghi nella federazione, attraverso un coinvolgimento nel gruppo informatico che abbiamo come Fabi del vostro lavoro, del vostro operato, del modo di vivere e fare sindacato come lo fate voi. E ripeto, è un modo di fare sindacato che io ho vissuto quando ho deciso 30 anni fa di entrare nel sindacato, lo rivivo oggi, quindi grazie per quello che fate, ragazzi. Grazie.